La stanza Soroptomist che è stata adibita all'interno del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento già diversi anni fa è, diciamo, un presidio importante, un luogo sicuro dove poter accogliere le vittime che trovano il coraggio di raccontare le loro esperienze dolorose e quindi anche di denunciare. È un posto importante perché al di là dell'importanza delle leggi, dell'intervento delle istituzioni, quindi anche dell'Arma dei Carabinieri nei casi di violenza di genere, della magistratura, è un luogo in cui si può ascoltare la vittima con rispetto e attenzione e dare la dovuta assistenza in questo difficile percorso. Possiamo fare anche un appello a denunciare? Sì, ormai negli ultimi anni, anche grazie agli strumenti normativi che si sono, diciamo, adeguati a quella che è la realtà, la situazione sta cambiando e sempre più donne trovano il coraggio di raccontare appunto queste esperienze e di denunciare. L'invito è sempre quello di rivolgersi alle forze dell'ordine, quindi di cercare un aiuto sicuro e di uscire, ecco, dal circuito della violenza per poter trovare o meglio ritrovare anche la propria normalità. I segnali da sottovalutare ci sono sempre presenti, noi cerchiamo di sensibilizzare anche chi può essere vicino alle vittime, quindi i contesti scolastici, i contesti di aggregazione, anche i vicini di casa possono essere d'aiuto perché non è semplice accettare di vivere una situazione e comunque trovare il coraggio di denunciare una persona a cui si è legati anche sentimentalmente e questa è la vera difficoltà. Il contesto, fare rete in queste cose è l'aspetto più fondamentale, più importante per poter aiutare chi veramente ha bisogno.